Si è chiuso ieri nella chiesa di Santa Lucia del Collegio di Maria a Favara il triduo di Santa Teresa del Bambino Gesù e del Volto Santo. I festeggiamenti in onore della suora francese sono stati una novità nella città dell'Agnello Pasquale, dove da un anno è anche attivo un gruppo di preghiera a lei dedicato. Tanti i devoti di Santa Teresina che ieri hanno partecipato alla solenne celebrazione eucaristica officiata da Don Vito Scilabra. Una funzione religiosa sentita, quella svolta nella cappella del convento di Piazza Mazzini, che durante la messa ha visto anche momenti di danza con protagoniste le ancelle, che a fine celebrazione hanno anche sparso in chiesa petali di rose, fiori che contraddistinguono il culto della santa. Il gruppo di preghiera di Favara, che proprio ieri ha festeggiato il primo anniversario di Costituzione, ha voluto dare un ulteriore significato alla manifestazione promuovendo una raccolta di beneficenza destinata al CAV, Centro di Aiuto alla Vita di Agrigento. Tra le peculiarità della Santa Messa, la benedizione di tutte le persone riportando il nome di Teresa presenti in chiesa.